Secondo round della puntata di Natale, qui a Due Chiacchiere in Cucina. Allora, seconda roulette, perché Esatto. siete tornati tutti e tre dietro il bancone della cucina, però cucinerete in due, quindi chi è l'eliminato di oggi? L'eliminata dalla cucina di Due Chiacchiere è Sei Serena tu. Codognola. Allora, Sere, tra poco mi raggiungerai qui al banchetto e invece adesso andiamo a dare gli ingredienti per quanto riguarda le due ricette che prepareranno adesso. Quindi sarà una ricetta Marco e una ricetta preparata da Claudia. Allora, Marco è tua, allora, dolcetti speziati alle mandorle. Vedi, ha fatto quelli salati prima, adesso quelli speziati. Facciamo quelli dolci invece. E no? quindi avete la doppia possibilità. Allora, serviranno 100 g di farina di mandorle, 80 g di burro morbido, 50 g di zucchero a velo, 2 uova, cardamomo, cannella, zenzero, anice stellato, mandorle a lamelle e scorza di arancia candita. Questa è la ricetta di Marco, mentre per quanto riguarda Claudia ci saranno ovviamente altri ingredienti perché la ricetta è diversa. Tu, Claudia, preparerai, diciamo così, una specie di strudel. Ma sì, diciamo così. Sai, quelle Sì? cose che io do un nome, non è proprio quella cosa lì, però insomma. Allora, Christmas Apple Strudel, bello parlare dall'inglese al tedesco. Allora, serviranno 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolari, 2 cucchiai abbondanti di burro fuso, se lo rubano praticamente tra di loro, 120 g di zucchero, 4 cucchiaini di cannella, una mela, noci sgusciate, burro fuso quanto basta. Ok, attenzione, quando c'è lo stesso ingrediente in due parti vuol dire che ha due funzioni diverse, sono due passaggi diversi, questo l'ho imparato dopo tanti anni. Allora, Sere! Arrivo! Che la guerra Sere, del vieni burro qua. abbia inizio. Che la guerra del burro abbia inizio, perché veramente... Mi Poi, mi questa è sembra una di aver cosa... capito che il burro oggi sia comunque il mio compito principale. Ecco, cioè, quindi. senza Tu lo sei il scioglitore ragazzo- di burro oggi non si lavora. Tu sei Oggi il l'uomo del garzone del burro. burro, Sì, Sere, sì, ce sì, l'abbiamo. Comunque decisamente l'inglese non è per tutti. Ma no, lo sappiamo, Christmas Apple. Christmas Christmas- Apple. Hold on. Ma no, perché gli hai dato l'accentata, ma Christmas... Io ho Apple. mescolato le due lingue per mangiare mia figlia e le sue compagne che fanno il liceo linguistico, quindi loro fanno inglese e tedesco e io ho dato un titolo così. Saperlo prima, ma prima, studiamo studiavamo le anche pronunce, noi, vero? grazie ragazze. Allora, in tutto questo cominciamo, Claudia. Allora, mentre Marco ha Si il dedica Perché al suo burro. scioglie il momento burro di intimo col tutti. burro, Mentre scioglie il burro di tutti, io faccio, allora l'ho chiamato strudel, ma voglio dire, non me ne vogliano i puristi dello strudel. No. È semplicemente che ha tanti ingredienti che lo ricordano, di conseguenza ha voluto dare questo nome di fantasia. Io userò il praticissimo e comodissimo rotolo di pasta sfoglia, quello già pronto, perché la pasta sfoglia fatta in casa, la Serena lo sa bene e anche Marco, essere molto impegnativa. Compratela senza problemi. Quindi mi serviranno 2 rotoli rettangolari dove andrò a spalmare questa, diciamo, pomata di burro che gentilmente Marco andrà a sciogliere. Andrò a preparare. Esatto, che mescolerò con dello zucchero e della cannella e poi coprirò con un altro... perché mi guardate così? No, in realtà No, noi stavamo siamo- guardando siete Marco perché c'ha attenti. proprio, è portato per fare il valletto. Ho scoperto una nuova carriera oggi. Ti manca un visto? sorrisone in primo piano. Secondo me Marco è versatile, lui si presta, vero Marco? Io mi presto assolutamente a fare Perfetto, Basta che quindi non tutte si le versi, cose, pagliacciate deve no. essere versatile. lui si presta e io gli presto la mia ciotola, Che così bello. può iniziare la sua preparazione. Allora, in realtà anche in questo caso la mia preparazione è very simple, nel senso che sciolto il burro naturalmente. Sì, che è la parte più Naturalmente. difficile, l'abbiamo capito. Che è la parte più complicata assolutamente della ricetta. In realtà vado a mescolare tutti quelli che sono gli ingredienti, quindi la farina di mandorle. Io in realtà vado a preparare il composto mescolando una farina unica. Se vogliamo fare anche un mix con della farina di nocciole, di pistacchi, va benissimo comunque. Vado ad unire il resto delle polveri, quindi zucchero a velo in questo caso. Per quanto riguarda invece le spezie, io nella ricetta ho segnalato diverse spezie. È ovvio che ne possiamo scegliere anche una sola, quindi anche solo la cannella volendo. Che non si dica che fa tutto Marco. Esatto, grazie Claudia, gentilissima. Anche l'anice stellato, il cardamomo deve essere tritato molto molto fine, quindi utilizziamolo naturalmente in polvere. Sì, perfetto. Io devo essenzialmente mescolare tutti gli ingredienti, eccezione fatta delle mandorle e lamelle che le teniamo per l'ultimo passaggio. Ok, mentre tu, Claudia, Perfetto, allora io adesso ho tirato fuori il burro che Sì. deve essere sciolto,
perché devo fare proprio una pomata, una cosa che andrà spalmata poi nella mia pasta sfoglia. Sì, Per chi va in vacanza in Sì, caldo, una ecco. pomata va Cioè, sempre Una bene. pomata, comoda. esatto, fa sempre Non si bene. sa mai, sono Burra solo gli pomata insetti fastidiosi. esatto, Aspetta quella le co- noci. Non Claudia. vediamo dietro, eccolo là. Non vedo Allora, niente, io sono allora, curiosa perché facciamo- devo rifare Grazie tutto a casa. Marco. Allora, esatto, tu devi poi rifare la mia ricetta, lo so. Allora, metto lo zucchero e metto la cannella nella quantità in cui mi piace la cannella. A me piace moltissimo, quindi abbondo sempre, anche perché darà un bellissimo colore e poi vediamo che le spezie, diciamo, di questa parte di puntata sono le vere protagoniste, perché in realtà non è Natale senza spezie. Senza spezie. Senti una cosa, mentre loro cominciano a Sì. sere, allora tu che sei ovviamente abituata a creare menù per le grandi feste, non solo cioè, le feste private, ma anche che so, Natale, tutto il resto, quanti dolci secondo te bisogna preparare all'interno di un menù? Cioè basta un dolce unico, vari tipi di dolce? Parli di un menù delle feste. Di un menù delle diciamo. feste. Allora, si potrebbe giocarsi la carta Pandoro o panettone in modo diverso e quindi magari creare un dolce e poi una piccola pasticceria per il caffè che possa avere dei frollini come quelli che prepara Marco, la fettina di Pandoro o Sì. panettone con una cremina a fianco e magari preparare un dolce oppure utilizzare come base invece di fare non una pasta sfoglia ma frolla. una frolla oppure il pan di Spagna, non mi veniva, il pan Sì. di Spagna si utilizza appunto una fetta di Pandoro. Mi è capitato che Sì. a un capodanno un cliente mi disse io comunque mi hanno regalato, ho un buonissimo Pandoro, vorrei che me lo inserissi nel menù e quindi ok. l'ho utilizzato e usato come base per Bello. poi... Anche Sì. perché insomma sì, c'è tanta scelta, tanti gusti, però mantenendo la tradizione, mantenendo anche ci un deve focus comunque unico. essere a Natale il dolce tradizionale della propria zona, secondo me È evocativo ed fondamentale, obbligo. anche perché voglio dire, tu veronese, il Pandoro. Allora, come Allora, ragazzi, procede? Io ho già preparato tutto l'impasto, come ti dicevo basta essenzialmente amalgamare tutti gli ingredienti. Ho volutamente scelto uno stampo molto piccolo, quindi va bene anche uno stampino da mini muffin, quindi una misura che sia molto molto piccola, in questo caso il mio è ovale ma si può scegliere anche il classico tondo. L'impasto è super morbido, va versato con cucchiaio o con la sac à poche e poi prima di andarlo ad infornare andiamo ad utilizzare le mandorle a lamelle sulla parte superiore, quindi queste le andiamo a mettere sopra l'impasto morbido. Ok. che poi troveremo in superficie. Questo non- Questo è molto simile, diciamo, al dolce che consigliava anche Serena, quindi tipo piccola biscotteria, piccolo dolce da caffè, quindi Anche perché non avendo lievito non si gonfia più di tanto. si gonfia sì. poco poco perché in realtà sono solo le uova che vanno a tirare sull'impasto in questo caso. Perfetto, vedi? Benissimo, invece io proprio la mia pomata, come avevo detto prima, di cannella, zucchero e burro, vedete che bel colore. La sua pomata. Esatto, sono andata a spalmarla semplicemente nella mia base sfoglia che andrò a ricoprire con un altro foglio sempre rettangolare di pasta sfoglia da cui poi ricaverò dei rettangoli che andrò semplicemente a ripiegare su se stessi per avere proprio quell'effetto un po' cinnamon roll, un po' babka, un po', insomma diciamo che questo dolce ne racchiude tante idee, ma mi piaceva soprattutto perché era molto veloce. Quindi noi sappiamo che durante le feste, a parte proprio i pranzi e le cene comandate, abbiamo un sacco di ricorrenze, un sacco di occasioni per trovarci in famiglia, in compagnia. Quindi secondo me avere tante piccole ideucce anche per improvvisare un dessert, Certo. magari finché giocano a burracco, noi inforniamo questo Sì, in semistrudel. silenzio perché quando giocano, non so, quando giocano a burracco non devono non deve volare una mosca. Comunque hanno ovviamente. usato la cannella che per esempio è una spezia che ha proprio il potere di riscaldare, aumenta la temperatura corporea, infatti viene utilizzata più nelle preparazioni invernali proprio per per questo. Ah, non sapevo. Allora ragazzi, piccolo Sì. passaggino che così potete vederlo. Ci stava ridarguendo. Sì, no? sì. Sì, ma sì, certo, va perché sto facendo bene. troppa confusione. No, vi voglio solo far vedere come ripiegare l'impasto. Quindi ho tagliato dei rettangoli, Marco se la ride, ho tagliato dei rettangoli, vedete, con come si chiama? Una rotella. Rotella. E poi vado a piegarlo e ripiegarlo e così
è quello che faccio io nella cassettiera per farci stare tutto. È lo stesso concetto, esatto, come tu pieghi i calzini, Più o diciamo. Piegare e ripiegare. Piegare e ripiegare. E così vado avanti fino a ricoprire. In questo caso ho scelto proprio uno stampo da plum cake perché volevo quell'effetto finale rettangolare. Un pochino si gonfia in cottura. Si gonfia quindi poi- e si sfoglia Ok. anche e quindi sarà bello l'effetto, anche perché adesso andremo a dare una piccola finitura al dolce Sì. con le mele e con le noci. Ok, quindi tutto questo prima del forno, ovviamente. Tutto questo prima del forno, adesso vedete. E questo mi ricorda lo strudel. Io le intanto- mele e le noci. Esatto. Io intanto Quindi- vado ad infornare il mio perché il dolce, in questo caso essendo molto piccolo, cuoce una 10-12 minuti al massimo, mentre la cottura per il dolce di Claudia naturalmente è molto più lunga. Allora, 10-12 minuti a quanti gradi? Teniamo sempre un 180 gradi, forno statico, circa, ripeto, 10-12 minuti, dipende sempre dalla dimensione del pirottino che andiamo ad utilizzare. Perfetto, vai Claudia. Allora, finché cuociono i dolcetti di Marco, io finisco il mio semi strudel ed alterno a queste pieghe, se così vogliamo chiamarle, delle fettine di mele. Allora, io le ho ulteriormente ripassate nello zucchero e nella cannella. Questo è assolutamente un passaggio facoltativo, potete anche lasciarle neutre, potete anche lasciare la buccia se vi piace, che è assolutamente gradevole a parer mio. Anche perché voglio dire, la mela quando è in forno, in cottura, rilascia sempre l'acqua, rilascia lo zucchero. E quindi Chiedo a crea Marco un se po' mi quella- Tridiamo? Sì, me ne lasci 2 o 3 quella intere, ma caramella, anche le altre me la fai la chiamiamolo così. granellina, ti Poi ha la ringrazio. pettina all'interno, quindi questa sostanza che si usa nelle confetture, nelle marmellate per tenere unito, per creare Ah, quella ok. densità. Per Quindi addensare, la mela, bravissima. Sì. Quindi esatto, secondo me è perfetta e quindi adesso io ho proprio questa alternanza perché ogni singola tasca, diciamo, può essere proprio spezzata e servita già porzionata così. Infatti è anche un'idea di merenda oltre che di dessert, che è quello che volevamo un po' dare oggi, no? Esatto. Sai, quei mezzi pomeriggi in cui hai gli ospiti, in cui sì, non è pranzo, non è cena, però si passa per farsi gli auguri. Ti E ringrazio. passiamo dalla merenda all'aperitivo, Direttamente. e poi di nuovo Beh, merenda certo, e poi di nuovo certo. aperitivo, no? Esatto, quindi metto la mia granella di noci buonissime e la vado proprio a spargere in tutto questo mio Christmas apple strudel. Allora, questo andrà in forno, abbiamo detto un bel po'. Sì, questo andrà un Sì. po' più alto perché la sfoglia vuole circa 200 gradi. Su suggerimento di Serena, questa volta ho usato il forno ventilato. Perché aiuta proprio questa sfogliatura, questa cottura anche uniforme del dolce se vogliamo, quindi cosa Ecco, faccio? già sta Marco comandando, ride. lo Marco vedi? ride. Sto prendendo ordini. Sì, signora. È così, va bene. Vado. La mia incertezza era perché non vorrei aprire il forno e sgonfiare i tuoi dolcetti. Quindi noi aspettiamo 2 minuti che Sì. siano pronti i miei dolcetti, poi inforniamo il tuo. Va bene, Secondo facciamo me così, sì, cosa Sere, noi buona andiamo e in giusta. pubblicità, Ma ok? perché se io apro la bocca non mi sgonfio come i dolcetti di Marco? Pubblicità, Ciao. pubblicità. Pubblicità. Vedi Sere, insomma in un attimo, tac, pronto tutto, hai abbiamo già visto? tutto pronto, che La magia brava. del Natale. Brava. Allora, effettivamente dopo ripetiamo un po' i tempi, di cottura. e le temperature di cottura. Perfetto, allora per i dolcetti bastano 10-12 minuti, 180 gradi, forno statico. Se li cuociamo in silicone, lasciamoli nel silicone finché non si raffreddano completamente, tanto dopo sarà semplicissimo sformarli perché non c'è bisogno naturalmente di carte o altre Ok, cose. perfetto. Questo per quanto riguarda loro, invece Claudia ripetiamo il tuo strudel, Christmas apple strudel. Sì, il mio andrà a 45, scusami, per 45 minuti a 200 gradi ventilato. Perfetto, adesso come prima avete fatto tu Serena insieme a Marco la composizione di un piatto unico per l'aperitivo, adesso potremmo anche creare proprio questo piatto di dolci. Sì, no? un piccolo vassoio di dolci per un Della tè. merenda. Noi per esempio in casa andiamo a mangiare al ristorante e poi alla sera non mangiamo ma ospitiamo parenti eccetera e ci facciamo queste cose Un qui. dessertino, una sono coccolina. proprio Allora, belle coccole. io con il burro fuso che avevamo elencato nella ricetta spennello semplicemente il mio dolce. Burro fuso che Che ha beh fuso certo, voglio dire, no? gentilmente specificare, fa Il sempre garzone parte dei del miei burro. incarichi di oggi. Gentilmente fuso da Marco. E adesso, Wow! esatto, vedete il ricciolino che va a formare la sfoglia?
proprio queste, come le possiamo chiamare, Marco? Queste pieghe, Questi questi volani. pieghi, bravissimo. Pieghe. Grazie. Oggi un aiuto mi serve proprio tanto perché qui... E voilà. Però in realtà lo puoi anche spezzare, no? Sì, Ognuno si prende. sai cosa mi ricorda? La slitta di Babbo Natale. Che bello! È vero? Che bella immagine, direi di La sì. slitta di Natale a cavallo del Natale. A cavallo del... Oggi proprio... Christmas. Adesso Slitta. aggiungiamo tipo a Dolcetti. mo' di renna qualche noce qua e là e diciamo che... Perfetto, allora noi Benissimo. rivogliamo qui il nostro Vito Damanti per il secondo abbinamento col vino. Vito, un uomo dalle mille risorse, ma... Ciao, Marco. È vero che è la puntata della sorpresa, questa qua Certo. della festa. Vedo una divisa, una mise insolita, non ti ho mai visto agghindato in questo modo. Marco, devi sapere che ho il piacere e l'onore di far parte della magnifica Fraglia del Torcolato di Breganze. Wow. Questo meraviglioso vino che andremo ad abbinare con il Con i piatto dolci che dolce. abbiamo preparato Questa è con l'azienda Claudia. Maculanna, azienda leader nella denominazione. L'uva è la Vespaiola. Pensa che prende il nome questo vino dal fatto che l'uva Vespaiola viene intorcolata a delle funi che cadono dal soffitto e questo fa sì che nei 120 giorni di appassimento l'uva perde il 50% del suo peso, quindi ho alla fine un'uva concentrata di acidità e di zuccheri, per fortuna, ok? Quindi vedi come si presenta nel calice, quindi questo giallo è dovuto all'appassimento, alla concentrazione anche degli aromi. Pensa che è un'uva che piace moltissimo anche alle vespe, no? Da cui il nome è Vespaiola. Ci mettiamo il naso. Senti che profumi, albicocca disidratata, albicocca sotto spirito, lo assaggiamo. Dolce, suadente, piacevole nella giusta misura, ma soprattutto questo è un vino meraviglioso perché oltre alla luminosità dovuta all'acidità, questa acidità è importantissima perché mi ripulisce la bocca dallo zucchero, invita al riassaggio. E io lo trovo uno dei migliori vini veneti dolci da dessert, veramente di grandissima piacevolezza. Trovo che l'abbinamento sia perfetto ed è uno sempre dei 2500 vini censiti sulla nostra guida online Vinezia, accessibile dal nostro sito www.aisveneto.it. E sai cosa bevi. Sempre un ottimo consiglio. Vito, io ti faccio anche tanti auguri per Grazie. queste feste, Anche ti a te. ringrazio, spero di vederti naturalmente prestissimo. Io adesso torno naturalmente da Serena, Claudia e Leo per i saluti finali. Sere, cosa fai? Stai già sistemando? Sta lucidando le Ha argenterie. provato a lucidare gli Ecco, no, argenti. io mi ero preparato Insomma, lui semplicemente... scioglie il burro, lei è bon ton e mi Anche tocca tu lo apparecchiare, io devo apparecchiare, lo so, però, quindi... voglio dire, una posatina ci stava perché dopo io volevo mangiare subito. Eh. Allora, che dire, siamo tutti e quattro al completo, ovviamente tutta la famiglia di Due Chiacchiere in Cucina, noi ovviamente ringraziamo anche tutta la produzione, la regia, i cameraman, i nostri sommelier che di settimana in settimana si avvicendano nelle nostre puntate e tutti insieme veramente vogliamo augurarvi delle belle feste, delle buone feste, soprattutto un periodo veramente sereno da passare con le persone con cui state meglio. Siete pronti ragazzi? Cosa c'è? We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ok, adesso un'altra. No, basta. La canti solo tu. No, non ne hai una particolarmente che ti ispira Tipo canzone? tu scendi dalle stelle. No, basta. No, Io tu ho ti già prego. inciso il disco di Natale, mi fermo È qui. vero, il Christmas Cantabrodo, ricordatelo. C'è sempre un posto sotto l'albero di Natale. Ciao a tutti, veramente, grazie Auguri. di seguirci sempre. Grazie. E soprattutto buone feste da tutti noi. Auguri. Ciao, auguri.